Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Direttore Filippo Antonelli, quello che si chiedono in molti tifosi è: Joël Poyampalo rimane? Bella domanda. Joël Poyampalo è un giocatore sicuramente importante che ha espresso anche attraverso i suoi comportamenti, attraverso quello che ha fatto in Venezia, la volontà di andare avanti col progetto nostro. Noi cercheremo di tutelarci perché comunque il suo contratto ha che è stato fatto, ha delle clausole, ha dei bonus, delle voci premiali da dare al Leverkusen, quindi sicuramente a fronte bisognerà capire che se arriverà un'offerta per il Venezia conveniente il giocatore accetterà. Questo lo potrà dire solo il mercato. Per adesso ce lo teniamo stretti e vediamo quello che succederà da qua alla fine. Questo per quanto riguarda appunto Poyampalo, l'attacco in particolare. Per quanto riguarda la difesa si è detto che ci sono un po' di problemi, siete alla ricerca di giocatori. Quanti e con quali caratteristiche in particolar modo? Ci tengo comunque a parlare ancora di Joël su una cosa, che comunque tutti i nostri giocatori, e quello che è stato detto anche oggi nella conferenza stampa, devono avere una progettualità economico sostenibile, quindi sicuramente la rosa ancora è da completare, ci saranno come qualcosa da fare che faremo probabilmente in difesa, e tutti comunque dovranno avere un parametro che sia sostenibile per queste società. Si parlava di non spendere zero, ma spendere quello che si ha bene. Sicuramente questa è una prima regola, l'ha detto bene il Presidente, che l'anno scorso in questi anni non sono stati badati a spese, e questo ha portato comunque ad avere delle problematiche di gestione, e quindi sicuramente le prossime spese che faremo le faremo in maniera non casuale, ma convinti che la spesa che facciamo sia una spesa fatta bene. Finora avete gestito ben 20 situazioni in calciomercato. Sì, perché il Venezia ha più di 50 contratti in essere all'inizio del mercato, quindi noi abbiamo gestito 20 situazioni, probabilmente adesso ne dovremmo gestire non so quante, se altrettante, però vediamo cosa succederà.